Una buonasera due volte, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, e finalmente siamo tornati dopo una lunga parentesi che mi ha costretto a stare lontano da Telefriuli forzatamente. Un grazie e un saluto alle persone che mi hanno aiutato e supportato a superare il momento, quindi un pensiero ai medici dell'ospedale di Udine e a tutte le persone che si sono occupate anche e si stanno occupando della riabilitazione, tra l'altro in un momento difficile, una frontiera che resiste da oltre 2 anni, visto l'emergenza pandemica. Un pensiero va ovviamente anche a un'altra frontiera, che è quella Ucraina, dove sapete che insomma da settimane è in corso un conflitto piuttosto importante, con lo spargimento di sangue e migliaia di vittime e migliaia di feriti. Speriamo che la situazione si risolva al più presto. Ma parliamo di qualcosa di lieto, di intenso, e parliamo dello Scriptorium, perché abbiamo voluto partire, lo abbiamo detto oggi lanciando la trasmissione, con un luogo quasi magico per il Friuli, che ha avuto nel giorno della festa della donna un'inaugurazione, un taglio del nastro importante dopo mesi e mesi, forse anni di lavoro e di progettazione. Saluto e do la buonasera a Roberto Giurano, che è il presidente dello Scriptorium. Buonasera Roberto. Buonasera, buonasera Daniele. Allora, intanto questo è un corridoio che farà, questa è solo una piccola parte che vi mostriamo in questo momento. Dove siamo? Noi siamo nel corridoio dello Scriptorium, dove vengono fatti alcuni mestieri. In più, a volte questo corridoio diventa un'aula didattica. Noi abbiamo in essere una convenzione anche con l'Istituto Manzini di San Daniele. Ad esempio, i giorni scorsi hanno fatto uno stage e si sono messi a studiare qui nei corridoi, i ragazzi in gruppi. In questa fase, in questo posto dove siamo adesso fisicamente, noi facciamo la stampa nel modo in cui si faceva nei primi del Novecento, fine Ottocento, primi del Novecento. Abbiamo fatto un lavoro un po' particolare, perché abbiamo digitalizzato il testo del Dante Guarneriano, perché abbiamo realizzato delle copie anastatiche, l'abbiamo impresso su PVC, quindi inciso su PVC, abbiamo fatto delle lastre moderne e con la nostra carta fatta a mano, i nostri maestri tipografi, li chiamiamo così, sono giovani e stanno imparando, realizzeranno una stampa, uno dei fogli della Divina Commedia. Ecco, stiamo vedendo proprio due dei protagonisti dell'Isis Manzini, futuri geometri. Li sentiremo, li vedremo all'opera, anche perché sono stati di fatto dotati di costumi storici. Roberto, dobbiamo anche dire dell'inaugurazione dell'8 marzo. Sì, l'8 marzo abbiamo inaugurato una nuova sezione del Museo del Territorio dedicato alla donna del Friuli, 140 dipinti dell'artista Otto D'Angelo, indimenticato figlio del Friuli, uno dei più bravi artisti friuliani, ha dedicato la vita al Friuli con i suoi paesaggi, i suoi mestieri, ha dedicato a ogni sezione della vita contadina una collezione. Una di queste collezioni, appunto sulla donna, è esposta adesso in maniera permanente presso il Museo del Territorio. Senti, prima hai usato un termine, copie anastatiche. Cosa vuol dire? Allora ci sono i facsimili e le copie anastatiche. Le copie anastatiche sono copie identiche alle originali. E noi abbiamo realizzato del Dante Guarneriano delle copie anastatiche. L'unica differenza è solamente nel supporto. Il nostro è cartaceo con carta fatta a mano qui allo Scriptorium, l'originale invece è in pergamena. Ecco, abbiamo visto questo movimento. Che cosa è successo? Loro adesso hanno impresso su carta quello che è inciso sulla lastra. Hanno messo dell'inchiostro, in questo caso hanno usato il ciano, noi abbiamo solo 4 colori principali, e hanno realizzato una stampa. Diciamo, la parte disegnata c'era già, e è stato scritto, diciamo, con la stampa questa carta che è derivata dal Dante Guarneriano.
Possiamo dire come si chiama questo aggeggio? Questo è un torchio, è un simile al dall'olio, è fatto dalle officine meccaniche a Bizzoni di Monza e fine 700, inizio 800 è stato utilizzato fino ai 1950 nelle tipografie ed è ancora perfettamente funzionante. A noi è stato donato insieme ad un'altra pressa per rilegatura dall'Istituto Lino Zannussi di Pordenone. Era in uno stato di conservazione molto cattivo, cioè era conservato all'esterno, era inutilizzato e noi l'abbiamo reso funzionabile e adesso durante le nostre visite e i nostri percorsi didattici offriamo anche questa possibilità, quella di stampare. Allora andiamo a conoscere un po' più da vicino questi due ragazzi. Ti chiami? Linda, Cognome? D'Andrea, E sei di? Forgaria. Forgaria del Friuli. È la prima volta che entri in questo museo, in questa scuola? Eravamo già venuti l'altra settimana Ho capito. Che cosa vuoi fare da grande? e non so ancora. Quindi non abbiamo le idee chiare. Ti sei emozionata a usare questo torchio che ci ha descritto poco fa Giurano? Sì, è stato molto bello. Vedete che D'Andrea, no? D'Andrea di poche parole. Vediamo se... Vieni un attimo, vieni. Ti chiami? Simone Floreani, Sei di? Rive d'Arcano. Ecco. E tu hai le idee più chiare sul tuo futuro lavorativo? Sì, pensavo a diventare autista di autobus di linea. Che non c'entra niente con la scuola che stai facendo. Sì, esatto. Ecco. Quindi, vabbè, benedetta la sincerità. Senti, chi è che fa più fatica, tu o la D'Andrea in questo momento? Eh, Perché vedo che uno spingeva, l'altro tirava. Forse penso io perché con la manopola è un pochino più leggero, ma non ne sono proprio sicurissimo. Quindi, fatica? Boh, meno di lui. Meno di lui. Allora, Giurano, sì, di fatto questa è storia che va divulgata proprio dai più giovani, no? Sì, questa è storia che va divulgata proprio dai più giovani. Prima hai detto delle parole che mi hanno un po' toccato il cuore, perché noi abbiamo avuto tanti allievi provenienti dalla scuola di mosaico di Spilimbergo. Pensate, e ne abbiamo avuto uno che ricordo con molto affetto proprio di Kiev, dove ha aperto poi un piccolo laboratorio in centro dove fa mosaico e faceva anche qualcosa di scrittura, ci sentiamo su Facebook, quindi abbiamo avuto allievi per tramandare questi mestieri un po' da tutto il mondo. Pensate, da qui sono usciti amanuensi che poi due sorelle brasiliane hanno aperto in Brasile un piccolo laboratorio. Siamo appena tornati dal Canada, dall'Università di Toronto, dove abbiamo tenuto dei seminari. Quindi sono mestieri che la gente cerca di riscoprirli e li fa diventare di nuovo mestieri. Pensate, oggi le persone vanno a pagare qualcuno che scriva per loro ed è un assurdo. Abbiamo i computer, abbiamo tanti mezzi che ci possono aiutare, però il Made in Italy e le cose fatte a mano sono sempre le più ricercate. Roberto, perché lo scriptorium approda a San Daniele? Noi eravamo a Ragonia, dove non c'erano tanti spazi e dove io personalmente mi sono sempre sentito indesiderato, perché forse in quel momento non c'era ancora la ricerca di qualcosa in quello che facevamo. A San Daniele ci hanno aperto le porte, ci hanno dato tanti spazi. Abbiamo avuto la possibilità di crescere, però c'è stato un momento che ha fatto scattare quella molla, quando siamo stati chiamati a Milano all'Expo, al Padiglione Italia. Pensate, con 2 penne d'oca abbiamo mosso una fila che in una settimana ha portato da noi 18.000 contatti. Da lì poi sono arrivate le richieste da parte di un arabo per la realizzazione di un libro, un testo coranico, poi da fabbriche di penne, da tante fabbriche, da lì ci siamo ingranditi fino ad arrivare ad oggi ad oltre 2.500 allievi provenienti da tutto il mondo che hanno varcato la nostra porta. Guarda, non ci siamo proprio messi d'accordo e il nostro Giurano parla di una porta. Oltre quella porta dove c'è scritto Presidenza, io ho avuto il privilegio di vedere
delle cose molto importanti, perché voi create qualcosa di importante, tra l'altro per il rieletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale auguriamo buon lavoro e ne ha sicuramente bisogno, e poi mi hai fatto vedere quella sera alle 11 inoltrate qualcosa di unico. Sì, in queste porte conserviamo, sempre inerente alla scrittura e alla stampa, dei pezzi molto importanti, unici. Innanzitutto da qui, da San Daniele, partono le agende personali di personaggi quali il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri. Quest'anno la nostra agenda fatta a mano è stato il regalo ufficiale del Presidente Fedriga alle più alte istituzioni. Albi d'oro per ministeri, prefetture, questure vengono realizzati qui. A breve consegneremo anche l'Albo d'oro. Oggi l'ho visto a metà, diciamo al 50%, per l'aerobase di Rivolto. Per noi è molto importante perché l'aerobase che ospita le Frecce Tricolori, il diario di bordo dell'Amerigo Vespucci e la carta di bordo dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola, viene realizzata qui. Oltre a quella porta poi ci sono due sale molto importanti. La prima è la Biblioteca della Scrittura, dove ci sono circa 5.000 volumi, la cui sezione antica è fatta di 1.500 volumi, e abbiamo anche una collezione di manoscritti, autografi. Abbiamo Alexander Dumas in originale, Gabriele D'Annunzio, Giosuè Carducci, Giacomo Puccini, Mascagni, addirittura degli spartiti manoscritti da loro. Quello di Giacomo Puccini è strano, è scritto a Torre del Lago, è un pentagramma di poche note e sono le prime note della Madama Butterfly. Il pensiero ci fa sognare, magari su quel foglio ha concepito la Madama Butterfly, e questa sarebbe una scoperta importante. Allora noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità, e prima di conoscere i ragazzi del Manzini e due delle insegnanti, vorrei, se tu mi fai questo regalo, mostrarvi, ma dopo la pubblicità, l'agenda del signor Presidente della Repubblica e magari qualche chicca. A tra poco. Ed eccoci con la seconda parte dello scrigno. Abbiamo cambiato luogo. Giurano, intanto che cosa ha ripreso il nostro Paolo? Ha ripreso la Costituzione italiana, manoscritta dai nostri allievi extracomunitari. Si sono messi tutti insieme, anche di diverse religioni, e hanno realizzato un manufatto stupendo. E adesso che cosa è partita? L'Ave Maria? Sì, è un grammofono che noi abbiamo, è molto antico perché risale al 1930, ci è stato donato da Giuseppe Nicolò, uno dei collezionisti più importanti al mondo di grammofoni e massimo esperto, e appunto adesso è l'Ave Maria di Gounod, che noi la usiamo molto anche per delle sigle quando arrivano ospiti. Allora vedete che qua non è che ci sono grandi potenziometri, cursori, e per limitare un po' il volume, di fatto chiudo queste finestrelle e ascoltiamo giusto 30-40 secondi. Mentre questo grammofono continua a offrirci questa straordinaria musica, con Giuliano adesso ci spostiamo e andiamo da questa parte e dobbiamo mostrarvi qualche chicca. Ed eccoci qui. Allora adesso dobbiamo mostrare, Roberto, dei ringraziamenti che sono arrivati allo Scriptorium. Sì, ogni anno il Presidente Mattarella, quando riceve la nostra agenda, ci manda i suoi ringraziamenti fatti di pugno. Usa una penna stilografica, quindi si avvicina al nostro modo di fare, e l'agenda di un Presidente è qualcosa che dà soddisfazione nel realizzarla. Quest'anno poi la soddisfazione è stata doppia, perché è il primo anno che la nostra agenda
porta su di essa anche il logo della regione, quindi diventa sempre più istituzionale. Quest'anno è stato proprio il presidente Fedriga, in un'occasione ufficiale, a consegnarla con le sue mani al presidente. Se vuoi adesso ti faccio vedere nel dettaglio com'è fatta. La prendiamo, è interamente fatta a mano, i fogli, la carta è realizzata qui da dei ragazzi speciali, bravissimi, che hanno imparato a fare i mastri cartai tramite dei progetti, dei tirocini inclusivi provenienti da una convenzione che abbiamo con l'azienda sanitaria del Friuli Centrale, precisamente con il Dipartimento di Igiene Mentale. Questi ragazzi ogni giorno si recano qui, o sono già 2 anni che lavorano qui, e realizzano questi manufatti eccezionali, perché anche le rilegature sono interamente fatte a mano. L'agenda di quest'anno del Presidente, visto che l'anno scorso era il 700° di Dante, porta su di essa una miniatura fatta a mano con oro zecchino del Dante guarneriano, ripresa dal Dante guarneriano conservato presso la Biblioteca Guarneriana di San Daniele. È tutto oro zecchino fatto a mano e come sfondo ai versi della Divina Commedia. Roberto, la carta viene realizzata qua? Sì, la nostra carta è 100% cotone, siamo una cartiera a tutti gli effetti, ogni giorno sforniamo attorno ai 150 fogli ed è 100% cotone, è una carta molto pregiata, noi la realizziamo e la commercializziamo anche ed è una piccola bomboniera la nostra carta, perché è molto ricercata, soprattutto perché permette di poterci scrivere e anche stamparla sia laser che a getti d'inchiostro. È eccelsa per la scrittura a mano con pennino, con penna stilografica, e con la stessa carta realizziamo quaderni, agende e blocchetti. Come reagisce all'inchiostro? È tarata sull'inchiostro, addirittura qua ce lo puoi versare anche sopra, non spande. È giusta perché ha la giusta componente di colla e di allume. Dobbiamo pensare che il leader mondiale della carta è Fedrigoni. La nostra tecnologia ce l'ha insegnato il gruppo Cordenons, che fa parte del gruppo Fedrigoni. È lì che ci donano la cellulosa ogni tanto, mentre la cartiera di Moggio Udinese ci ha donato una piccola olandese che è la macchina per lavorare la cellulosa, e allora ha preso corpo questa cartiera splendida. Roberto, e poi che cosa c'è su quella sedia? Questo è uno dei pezzi forti del Fondo Ascoli, è una collezione che il professor Francesco Ascoli ha voluto fortemente far conservare qui nello scrittorium. Sono manuali di scrittura e poi delle firme autografe. Abbiamo qui Gabriele D'Annunzio, dove ha manoscritto O falce di luna calante. Si vede benissimo che l'ha manoscritto con una penna stilografica, io penso una Waterman, almeno dall'apertura del pennino, ed è uno dei pezzi originali che conserviamo. Vi avevo già raccontato, e lo racconto sempre nelle visite, abbiamo tantissime firme autografe, abbiamo Matilde Serao, Mascagni, Puccini e tanti altri. Allora io, se mi autorizzi, sfioro la firma di Gabriele D'Annunzio. Qui c'è un sistema di sicurezza perché questi sono pezzi unici. Sì, sono pezzi unici, qui è tutto allarmato. Vedete, scorrendo questo libretto mi è capitato anche fra le mani Alexander Dumas, il papà del conte di Montecristo, e sono tantissimi. C'è un sistema d'allarme anche perché abbiamo un valore molto importante fra questi libri e anche gli editti e proclami. Il Museo Prefilatelico è di proprietà della Fondazione Friuli, noi lo conserviamo, l'abbiamo già digitalizzato tutto e al suo interno oltre agli editti e proclami, anche delle stampe particolari. Questa è una stampa famosa, è fatta dal Vernet, è la battaglia del Tagliamento. Tutti pensavano che fosse stata combattuta a Valvasone, noi l'abbiamo sia querelata che bianco e nero dall'altro lato.
sono tutte e due originali, e ci siamo accorti di una cosa: il Vernet l'ha disegnata, l'incisore l'ha incisa, ma quando si incide la stampa viene speculare, viene contraria. Ruotando con un computer, con un programma, questa stampa, sovrapponendola da Ragogna verso Gemona, vediamo che le due estremità del tagliamento sono precisamente Ragogna e Pinzano. Quindi fissiamo la battaglia del tagliamento, quindi questo è un documento storico, i ricercatori vanno a nozze con queste cose, ci dà il punto preciso dove è stata combattuta la battaglia del tagliamento, ed è lo stesso punto dove ha attraversato Rommel. Evidentemente in quella zona si poteva attraversare più facilmente che in altre. Grazie Roberto. Noi adesso, prima di uscire da questa stanza, perché abbiamo ancora 3 minuti, volevo salutare, sapete che quando vi incontro per strada, Anna Maria Furlan, che è la mamma di Rita, una famiglia di Pagnacco, so che è una fedele nostra telespettatrice, e quindi ti saluto Anna Maria. Magari quando si potrà, magari vi farò appunto venire nei nostri studi, e quindi poi chiaramente vorrei anche salutare un'altra persona che è Manuela Nonesso, che ho incrociato a Magnano. È una donna piena di forza, ha vinto di fatto la sua battaglia. So che anche lei è una tenace, è una molto fedele della nostra trasmissione, quindi ti ho incrociato, un abbraccio, grazie per la tua testimonianza che mi hai reso casualmente in una serata nell'arco di pochi minuti, quindi aspettiamo anche te nei nostri studi non appena potremo fare le puntate nei nostri studi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità, chiudiamo con 1 minutino e mezzo di anticipo, e poi troveremo il sindaco di San Daniele, Valent, Pietro Valent, che ha sicuramente qualcosa da dire sullo Scriptorium, che è una culla di tradizioni non solo popolari. Terza parte dello scrigno, ve lo ricordiamo, vi stiamo facendo vedere una eccellenza del San Danielese, lo Scriptorium. Pietro Valent è il sindaco di San Daniele, che ringrazio per la presenza. Allora sindaco, questo per voi è un valore aggiunto? È un valore aggiunto, è un valore importante per San Daniele, perché attraverso Scriptorium si va a toccare tutta una serie di settori, dalla scuola, e vedete oggi abbiamo qui il Manzini, i ragazzi del Manzini che stanno facendo lezione proprio di come si può scrivere con la metodologia antica, ma c'è anche il settore di integrazione sociale, perché diversi progetti sono improntati all'inserimento nel contesto della scuola di persone diversamente abili, con tanti progetti, dalla carta fatta a mano alle mascherine quando c'è stata l'emergenza del Covid, a dei progetti anche interessanti che poi ci hanno portato fuori dai confini italiani all'estero. Senta sindaco, fa un po' effetto vedere questi ragazzi con lei diceva metodo tradizionale, no? E sapere quanto, lo dico in maniera bonaria, sono ostaggio, siamo ostaggio anche noi della tecnologia. Sì, io particolarmente sono poco incline allo scrivere a mano, perché come tutti mi dedico al telefonino o al computer, però poter riscoprire in età scolare, loro sono già in una fase diciamo avanzata degli studi, però anche ancora in età scolare, quello che è la vecchia tecnica di scrittura con la piuma d'oca, con l'inchiostro, con una scrittura fatta che è più un disegno che una scrittura a getto continuo, credo che possa riavvicinarli alla tradizione, ma anche alla concentrazione e soprattutto al bello, perché dopo vedete che cosa riescono a realizzare una volta che hanno preso mano proprio nella tecnica, che riescono a realizzare dei bei messaggi, delle belle scritte con un valore artistico non indifferente, insomma. Senta, con lo Scriptorium di fatto è un brand che è stato esportato anche oltre i confini regionali. Sì, siamo stati alla fine dell'anno scorso, abbiamo fatto una visita all'Università di Toronto proprio assieme al maestro Ivano,
che ha portato quest'arte calligrafica agli insegnanti, agli studenti del College di Toronto. È stata un'esperienza molto importante. Abbiamo portato lì anche nell'anno del Dante la copia fatta a mano qui da Scriptorium, la riproduzione del Dante guarneriano, una copia nelle dimensioni dell'originale su carta fatta a mano dai ragazzi che sono inseriti qui con progetti realizzati assieme all'azienda sanitaria, e poi ovviamente le dorature fatte dai maestri di Scriptorium che hanno arricchito l'opera. Poi tengo a dire che quelle copie che sono state realizzate sono vendute per beneficenza, e il ricavato lo utilizzeremo per dei progetti che riguardano la sanità, insomma. Senta Valentino, lei ci conosciamo da un po' di anni, da quando, anche prima che indossasse la fascia tricolore, lei è un uomo molto sensibile alle persone che hanno delle difficoltà. Anche qui dentro si pensa ai meno fortunati. Sì, questa è una cosa molto importante, ha caratterizzato da tanti anni la mia vita. L'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate è qualcosa di importante, ma prima ancora è importante riuscire a integrarle anche durante il percorso di studi e durante tutta la fase di crescita che hanno. Fortunatamente rispetto a tanti decenni fa la nostra società ha fatto dei passi avanti in questa direzione, quindi si trovano delle metodologie, dei percorsi, degli strumenti per riuscire effettivamente a realizzare questa integrazione. Scriptorium è uno di questi strumenti e lo fa con attività anche nuove che possono sviluppare sia l'interesse dell'utente, ma anche rafforzarne le capacità residue e anzi potenziarle. Ecco, parlando con te, con Giurano, per certe persone rimangono gli ultimi, per voi sono i primi. Sono primi perché sono quelli che danno le maggiori soddisfazioni. Quando si vede una persona un po' più fragile che alla fine ce la fa, che riesce ad affiancarsi, a completare un percorso, che poi magari riesce anche a trovare uno sbocco lavorativo, perché questo poi alla fine è quello che si cerca nel complesso di fare, insomma, la soddisfazione è grande, e poi la soddisfazione è guardarli negli occhi che sorridono, e quindi ecco, questo è molto appagante per chi si dedica a queste cose. Senta, in proiezione qualche altra missione, voi siete, e lei è in particolare un ambasciatore per quello che riguarda lo Scriptorium? Allora, io sono un ambasciatore per quello che riguarda lo Scriptorium, ma in verità io, lo Scriptorium insieme e anche tutte le altre associazioni di San Daniele siamo ambasciatori di quello che è San Daniele e quello che San Daniele rappresenta per il Friuli e per il Friuli nel mondo. Ed è per questo che cerchiamo di esportare il nostro nome attraverso l'enogastronomia che ci ha già preceduto, ma anche attraverso la cultura. Noi abbiamo Scriptorium, abbiamo la Guarneriana, quindi abbiamo una tradizione importante, e credo che questo possa essere utile a tutta la comunità, anche perché facendo crescere la curiosità intorno ai nostri progetti riusciamo ad attrarre nuovi progetti sul nostro territorio, ma anche turismo, anche diciamo visite di persone che possono essere più o meno interessate a diversi settori. Senta, me lo presenta lei quel signore? Sì, Ivano è il maestro di arte calligrafica, è venuto con me in quel di Toronto, è stato diciamo, il fulcro delle attività che lì abbiamo svolto. Poi abbiamo affiancato anche una parte di attività relazionale e burocratica della quale mi sono occupato magari io, però diciamo, le attività pratiche e la curiosità degli studenti e degli insegnanti l'ha sviluppata lui. Tengo a dire che prossimamente ospiteremo qui a San Daniele il College di Cambridge, e quindi anche lì riusciremo a sviluppare senz'altro dei progetti di internazionalizzazione e anche di scambio, perché il fatto che ci si possa scambiare cultura arricchisce entrambe le comunità che si rapportano. Grazie Sindaco, la congedo, so che ha altri impegni e ci vediamo sicuramente molto presto. Grazie, grazie. Allora, Ivano, ci diamo del tuo o del lei? Meglio del tuo. Allora, che cosa stanno combinando i ragazzi in questo momento? Questi ragazzi che... Ivano, solo devi guardare di qua. Questi ragazzi che sono stati qui anche sabato scorso hanno iniziato la scrittura gotica, una delle gotiche, chiaramente i tratti base, le cose più essenziali, per rientrare nel processo di sviluppo della scrittura. Quindi adesso loro stanno diciamo, riprendendo in mano quello che è stato fatto sabato scorso, per riprendere la mano ovviamente. Poi andremo un po' più avanti con quel programma, possiamo dire, sperando che più di qualcuno abbia intenzione di continuare dopo per conto proprio,
nel senso che una volta saputo che con queste basi si può procedere al disegno delle lettere, perché la scrittura, soprattutto quella formale, è un disegno di lettere fondamentalmente, possono trovare la soddisfazione nel farsi i propri lavori, che siano piccoli lavori, che sia un invito, che sia qualsiasi cosa sia, e chi ha particolare passione può svilupparla successivamente, potrebbe anche avere addirittura sbocchi professionali volendo. Gli attrezzi del mestiere sono quelli di tanti e tanti anni fa? Sono quelli di tanti anni fa, qui stanno usando la penna d'oca, diciamo che ci sono poi ovviamente i pennini metallici, che sono comunque ormai pezzi di tanti anni fa anche quelli. Nel frattempo poi sono intervenute diciamo, delle innovazioni dal punto di vista penne tipo stilografiche, però con pennini particolari adatti, ma sostanzialmente la scrittura si fa sempre nella stessa maniera. Chi sono i più inclini, i maschietti o le femminucce? Ma no, non c'è una diversità. Di solito nei corsi, oltre a questi degli studenti, anche nei corsi degli adulti, eccetera, sono molto più presenti le donne, ma non c'è nessuna preferenza di sesso, diciamo. Possono riuscire bene le donne, i maschi, giovani, anziani, adulti, di qualsiasi tipo, basta avere la passione e la curiosità. Il suo maestro o i suoi maestri chi sono stati? Beh, uno è senz'altro il maestro Giurano, con cui avete parlato prima, con cui abbiamo fatto, io ho fatto soprattutto le gotiche, e poi ho avuto precedentemente un altro insegnante che è stato il primo insegnante, casuale in un certo senso, da cui ho iniziato ad avere la passione, che mi ha trasmesso anche la passione e la voglia di continuare. Questo succedeva 11-12 anni fa, in sostanza. Senta, che cosa bisogna fare assolutamente e cosa non bisogna fare assolutamente quando si maneggia quella penna d'oca? Diciamo che bisogna seguire degli elementi base fondamentali, quindi soprattutto come impugnare la penna d'oca. Come si impugna? Ecco, il discorso è questo: si dovrebbe impugnare in maniera, qualsiasi penna, in maniera leggera, nel senso la presa migliore è quella a 3 dita, tipica, classica, però con la penna che è solo appoggiata lì, cioè senza muovere le dita dopo, cosa che invece normalmente ci viene spontaneo a fare. Si dovrebbe usare il braccio completamente, tutto il braccio per scrivere, mentre le dita tengono solo la penna nella posizione, con l'inclinazione giusta del pennino, inclinazione che cambia a seconda del tipo di scritture. Di solito è fissa dopo, ma in certe scritture anche lì bisogna ruotare l'inclinazione e seguire lo schema base. Questo parliamo sempre di scritture formali, quindi in questo caso gotiche, piuttosto che onciale, piuttosto che insulare, altre scritture, e anche la stessa cosa succede nelle scritture successive, quindi italico, quello che adesso chiamiamo corsivo inglese, che comunque deriva dalla scrittura italiana lo stesso, ha delle impostazioni per facilitare. Dopo è chiaro che ognuno scrive come vuole, come sempre, però se uno segue le impostazioni e magari si sforza un po', ha più risultati successivamente. I primi nella storia e gli ultimi amanuensi? Beh, i primi è difficile dirlo perché abbiamo notizie di quello che c'è rimasto, considerando che anticamente le prime scritture venivano fatte su un supporto di pietra fondamentalmente, per questo non c'erano altre alternative. Poi abbiamo il supporto, successivamente quello del papiro, di cui è rimasto pochissimo perché è un materiale che non dura, soprattutto se viene utilizzato. E poi, dopo il papiro, c'è la fase molto importante della pergamena, perché quella ha durabilità, eccetera. Contemporaneamente c'è tutto un problema legato agli inchiostri, quindi inchiostri che fossero permanenti, che non svanissero per esempio con l'umidità, con l'acqua, eccetera. Quindi anche lì c'è stata tutta un'evoluzione nel tempo che ha portato a modificare man mano e a dare anche successo a certe zone piuttosto che altre, con la scrittura e con tutto quello che è necessario, quindi il supporto. Sappiamo che la carta deriva dai paesi orientali inizialmente, poi è arrivata qui molto successivamente. C'è una cartiera anche della Serenissima, c'è la famosa cartiera di Fabriano, c'è la famosa carta di Amalfi, eccetera, e poi un po' in tutta Europa. Osservando i ragazzi, adesso fra un minutino andiamo in pubblicità, questa è scrittura ma è arte.
Sì, in un certo senso sì, perché come dicevo prima, la scrittura formale è fondamentalmente un disegno di lettere. Quindi vuol dire che quando noi andiamo a comporre una lettera seguiamo una certa sequenza di segni fatti in un certo modo che ci dà un risultato finale. Ovviamente chi studia poi la scrittura può applicare la propria sensibilità e fantasia per, come dire, completare, dare il tocco personale, inquadrarla in un contesto che può essere il foglio, il libro, eccetera, che ha un significato che va oltre la singola lettera. Grazie al nostro maestro. Noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità e penso che Paolo le abbia riprese. Di solito quando andavo a scuola io gli ultimi dei banchi erano quelli che facevano un po' i bulli, erano i leader, no? E guarda caso ci sono due, la Mora e la bionda è quella riccia, e non sono studentesse, bensì insegnanti che scrutano dalle retrovie. E che si cimentano anche loro con passione, oltretutto. Senti, ma l'allievo ha superato il maestro? Ma c'è sempre io spero sempre che quando c'è un corso gli allievi superano il maestro, perché è questo l'obiettivo del corso, se non nell'immediatezza, perché è difficoltoso, però subito dopo, quando applicano personalmente la passione che gli viene instillata, spero. Andiamo in pubblicità e ripartiamo con quelle due signore là. Ed eccoci con la quarta parte dello scrigno, stiamo trasmettendo dalla scuola italiana amanuensi, quindi lo scriptorium. Cristina Molon, scherzavamo prima della pausa pubblicitaria, è un'insegnante di letteratura e storia al Manzini. Esattamente, sì. Siamo qui accompagniamo questa bellissima nostra classe di CAT, Costruzione Ambiente e Territorio. Sono un gruppo di 12 ragazzi e una classe quarta e sebbene non possa sembrare un po' strano, si stanno dilettando con la scrittura gotica. Io sono molto contenta perché, insegnando italiano storia e quindi nel percorso anche trattando l'argomento della nascita dei codici, eccetera, sono contenta che loro possano sperimentare proprio anche la tecnica. E anche la mia collega Sonia Venturini, la professoressa Sonia Venturini, che insegna topografia, è altrettanto contenta. Senta, potremmo definirla una lezione di storia applicata, no? Decisamente sì, infatti a mio avviso è il modo migliore per apprendere, perché sperimentare e provare sollecita la curiosità e l'apprendimento. E, insomma, è un'attività didattica a tutti gli effetti, semplicemente siamo nel posto giusto per imparare. Diciamo che 2 lezioni, se ne fosse qualcuno in più non sarebbe una brutta cosa. Sì, allora questo gruppo classe purtroppo un po' per il discorso della pandemia, insomma, è stato scelto per questi soli 2 appuntamenti. In realtà il nostro istituto ha già avviato un progetto che è partito l'anno scorso con lo scriptorium e già gruppi che appartengono appunto al nostro istituto hanno fatto già dei percorsi anche di più ore. A noi insomma è toccato adesso questa esperienza perché insomma purtroppo a causa della pandemia non siamo riusciti a svolgere completamente l'attività e quindi ai ragazzi è stata data questa opportunità. Siamo molto contenti di esserci riusciti, insomma, perché ci dispiaceva. A scuola si parla degli amanuensi? Sì, a scuola si parla, poi insomma abbiamo anche la fortuna qui a San Daniele di avere una bellissima biblioteca storica e quindi i ragazzi sono andati anche in visita e quindi hanno potuto vedere i codici antichi e insomma si cerca il più possibile di rendere la scuola partecipe alle attività e alle bellezze del territorio. Si tratta anche di educazione civica, del resto. Sonia? Venturini. Ma è più brava lei o Sonia? Insomma, siamo brave entrambe, dai. Ognuno... No, con gli amanuensi, con la scrittura. Nella scrittura lei, devo dire la verità, lei si applica e poi insomma è ingegnere, è come si sa. Insomma, io sono un po' più spasticciona, invece lei è proprio precisa. Precisa, impostata, lo sa. Questi ingegneri. Sonia, ma la rilassa, visto che
Guardate, proprio lei ce l'ha nel cuore, Isis Manzini, San Daniele del Friuli. Vi faccio vedere la Venturini che cosa ha. Sto dilettando. Mi sto dilettando, no, ho scoperto una passione, se devo dire la verità. Non credevo che la scrittura di questo tipo si avvicinasse così tanto invece al disegno tecnico che io insegno, oltre che a topografia. E questa cosa mi ha stupita, tant'è che sabato scorso ho partecipato anch'io, non proprio tutta la mattinata, però insomma sono stata gran parte del tempo con i ragazzi, e durante la settimana sentivo la mancanza, cioè non vedevo veramente l'ora di ritornare qui a sperimentarmi, perché è stata una scoperta, dico la verità. Io sto guardando A, B, C, D, E, posso girare. Certo. Io vedo delle linette verso il basso, verso la 2, 3, cosa vuol dire? Sono, allora, 1, 2, 3 sono è il percorso da seguire, no? Bisogna fare prima il tratto con l'uno e poi a seguire gli altri. E la cosa importante, come diceva prima il professore, è tenere l'impugnatura del pennino in modo molto delicato, leggero e con l'inclinazione sempre a 45 gradi rispetto alla linea, quindi si avvicina tantissimo al mio mondo, diciamo, e questa per me è stata una scoperta veramente. E poi è rilassante, rilassante. Io ho comprato anche un'agenda che fanno loro in questo, qui allo Scriptorium, e ho deciso che la scriverò proprio con l'inchiostro, probabilmente non con la penna d'oca, ma probabilmente con la stilografica, sì, che si avvicina forse. Sembra di capire che lei ha scoperto una passione. Sì, mi piace, è rilassante, è veramente, ma l'aveva capito anche il professore quando sono arrivata un po' affannata sabato scorso, all'ultima ora, che è vero, che mi piaceva e che trovo che sia veramente educativo anche per i ragazzi del mio percorso di studi, quindi del percorso CAT, si avvicina tantissimo al mondo della geometria, del disegno, della precisione e dell'ordine. Che a lei piace da morire. Insomma, da ingegnere sì. Mamma mia. Cos'è una cosa che lei non sopporta? In un foglio da disegno quando me lo portano sporco, cioè proprio una cosa che non tollero. Diventa una bestia la Non Venturini. divento una bestia, no, assolutamente, però faccio rifare il disegno, questo sì. Sì, perché ci vuole veramente precisione. Questo è propedeutico alla professione, secondo me, che è proprio di manuale. Oltre che, vabbè, adesso ci siamo. Qui torniamo un pochettino indietro, no? Al disegno che facevo io quando ero geometra, perché sono anche geometra oltre che ingegnere, che era manuale. E ho dovuto imparare il disegno digitale perché altrimenti non si poteva lavorare. Va insegnato anche quello sicuramente, però dietro ci vuole una persona che sia preparata nella manualità. Solo così poi si può creare qualcosa di bello anche con il digitale, secondo il mio punto di vista. Ecco. Grazie. A lei. Allora noi adesso ci fermiamo e stacchiamo un attimo dalla scuola italiana Manuensi. Nei giorni scorsi ho avuto il piacere / l'onore di incontrare, e per fortuna non è la prima volta, il maestro Giorgio Celiberti, che conoscete tutti. Ha firmato una mostra dedicata alle donne, all'amore e praticamente in Castello a Udine, su stimolo dell'Andos, Donne operate al seno, ha firmato una mostra che vi suggerisco di andare a visitare. C'è ancora qualche giorno di tempo. E allora vi propongo l'intervista che ho realizzato con Mariangela Fantin e ovviamente con il grande Celiberti, che tra l'altro con un suo amico architetto ha fatto questa installazione, e c'è un arazzo con dei cuori spezzati, e riferimento è anche a quello che succede a est. Mariangela Fantin, presidente dell'Andos, avete voluto iniziare il mese della donna alla grande con le opere di questo signore, tale Giorgio Celiberti. Un grande maestro, no? Un grande maestro che ha voluto veramente dedicare i suoi cuori a noi donne, ma soprattutto
alle donne che in questo momento stanno soffrendo, le donne dell'Ucraina, vero maestro? E per noi è un segno ancora più importante. E bambini, perché l'arte si è sensibilizzata in un momento importante come questo, il maestro sta vicino alle donne dell'Andos, io credo che un connubio più bello di questo non ci possa essere. Come una badante che è ucraina, di conseguenza pensa cosa ho io nel cuore e vicino a me tutto il giorno, tutte le sere, che lei telefona a questi nipotini, telefona a 2 grandi figli e ha 2 nipoti sicuro, uno maschio e una femmina. E lei giustamente si commuove perché telefona tutte le sere, che ben si intende, come minimo a questi angeli. Maestro, secondo lei che origine ha questa guerra in Ucraina? Che cosa ti posso dire di queste cose qua? Sono cose, chissà cosa passerà per la testa a questi uomini. Certamente non sono a posto con la testa, no? Certamente è una cosa incredibile pensare a quello che sta avvenendo. Quanti morti ci sono già e non è finita, non si sa cosa succede lì. Posso chiederle di raccontarci quell'arazzo con quei cuori spezzati? La storia di tutti gli amori e tutte le cattiverie che gli uomini sono capaci di fare. Poi io ho messo dei cuori così per fare un omaggio alle donne e ai miei amici. Sono molto contento di quello che ha fatto l'architetto Bravin, perché ti dico, non mi aspettavo di trovare, non mi aspettavo di trovare tanti amici e le cose così ben sistemate. Mariangela, possiamo chiedere, la mostra apre il 3 e chiuderà il 23. La mostra apre oggi fino al 20 e è a disposizione delle persone, perciò venite a vederla perché veramente merita. L'emozione che c'è qua dentro, il calore è unico. Quante opere sono esposte? Sono 20 le opere esposte e sono 59 i cuori che il maestro ha voluto dedicare alle donne. Quinta parte dello Scrigno, siamo scesi di un piano, siamo al piano terra, siamo sempre ovviamente a San Daniele. Roberto, questa è l'area della Pergamena. Sì. Allora sì, siamo nelle segrete dell'antico monastero dei Padri Domenicani, che è di fatto la nostra sede. Qua giù prende vita l'Opificium Librorum, ovvero fabbrica del libro antico. Questa è la prima postazione. In Europa si è sempre usata nel Medioevo la pergamena, ovvero il supporto pergamenaceo deriva dalla pelle animale. Vediamo, c'è un telaio, c'è una pelle tirata, prego Ginevra di far vedere una pelle, che inizialmente ha il pelo. Successivamente, la puoi riappoggiare, questo lavoro prende il nome di maestro cartulaio. Con un coltello da cartulaio Ginevra andrà a lisciare la pelle fino a ottenere il prodotto finito che è il nostro foglio di pergamena pronto per scrivere. Le lavorazioni che ha fatto andranno fatte sia dal lato pelo che dal lato carne. Voi pensate, per fare un libro bisognava sopprimere un gregge, quindi un libro era costosissimo, costava quasi quanto un castello. Allora, questa è una parte, poi che cosa ci mostri? Poi in Europa soprattutto, perché in Oriente c'era già, è arrivata la carta.
La carta dobbiamo andare in un'altra postazione. Adesso la postazione è proprio alle spalle del nostro Paolo Bassi e ve la mostriamo. Abbiamo salutato l'area presidiata da Ginevra e questa è un'altra fase, Roberto. Sì, abbiamo la realizzazione della carta. Vediamo qui 3 mastri cartai, quindi abbiamo già scoperto una differenza. Colui che lavorava la pergamena si chiamava cartulaio, chi lavorava la carta si chiama cartaio perché è un lavoro ancora attuale. Abbiamo un ragazzo che con un bastone gira l'impasto. Fai vedere come si gira l'impasto. In dialetto fabrianese, ragazzo si dice bamboccio, quindi quel bastone prende il nome di bamboccio. Se fosse stato un uomo a fare questo tipo di lavorazione con un bastone più grande, il bastone prende il nome di fantoccio, quindi i termini bamboccio e fantoccio provengono dalla lavorazione della carta. Adesso fermiamo la rotazione col bamboccio. Per realizzare un foglio di carta, la faremo vergata proprio come nel Medioevo, abbiamo bisogno di una forma. La nostra forma in questo caso è A4, è formata da alcune vergelle e Federico, prego di far vedere la forma, è formato da alcune vergelle intrecciate e da una cornice in gergo chiamata cascio. Adesso la immergiamo, preleviamo il cotone perché è acqua con il 5% di cotone e la facciamo sgocciolare e realizziamo il nostro foglio di carta. Adesso dobbiamo tirar via la carta dalla forma e la dobbiamo portare sul feltro e con una rotazione su un mobile chiamato schiena d'asino andiamo a staccare il foglio. Eccolo qua, il nostro foglio è realizzato. Questa carta viene chiamata vergata. Nell'altra tinozza, procediamo sempre con lo stesso procedimento, andremo a fare un foglio di carta particolare. E giriamo, abbiamo la carta velina. Tutti pensano che la velina vuol dire carta sottile, invece no, velina vuol dire carta non vergata. Questa forma è particolare, prego di girarla, perché è la forma ufficiale della carta ufficiale della nave scuola, l'Amerigo Vespucci. Ha una filigrana in chiaro scuro, perché quella in chiaro è solamente con un tono, quella in chiaro scuro dà l'effetto tridimensionale. Immaginiamo le banconote. Adesso il nostro mastro cartaio, prima era Alessandro, questo è Vincenzo, andrà ad immergere la nostra carta velina e andrà a realizzare un foglio di carta filigranata. Ecco, anche lui tira fuori il cascio. Avete visto il movimento? Devono stare attenti a non gocciolare sulla carta, altrimenti quel foglio è fallato, va buttato via. Quindi è un lavoro di attenzione. Andrà anche lui sulla schiena d'asino, vedete quanto sta attento a far sgocciolare bene. Ecco, va sulla nostra forma, sulla nostra schiena d'asino e va a realizzare il nostro foglio di carta filigranata. Al centro c'è l'effigie dell'Amerigo Vespucci. Quanto deve rimanere sulla schiena d'asino? Ah, nulla, si fa una pila, poi viene pressata e poi viene stesa. Domani noi la stiriamo, però è già pronta per scrivere, è già pronta per usarla, quindi di solito un giorno rimane stesa, perché noi abbiamo ancora l'asciugatura tradizionale. Quindi i fogli che di fatto producono allo scriptorium fanno questo percorso? Sono tutti fatti così, manualmente. E pensate quanto lavoro c'è nella realizzazione di un foglio di carta. Non avete visto le operazioni preliminari, che sono operazioni prevalentemente tecniche, dove vengono calcolate le dosi del cotone. Abbiamo una macchina olandese che è la macchina che serve per lavorare la cellulosa, partiamo dalla cellulosa, ma per fare questo c'è un tecnico, c'è un mastro cartaio diplomato come tale,
che ha fatto tutti i corsi e sa dosare, sa fare. Poi per creare nuove miscele per la carta, tipo quando abbiamo fatto la carta per le mascherine, ci avvaliamo di uno studio più grande che ci aiuta a titolo gratuito, che è quello del gruppo Cordenons. Adesso noi dove andiamo, Roberto? E andiamo nel cuore dello Scriptorium, la sala degli amanuensi, dove si realizza l'inchiostro e si realizzano proprio i manoscritti. Allora adesso ci spostiamo, rimanete lì perché c'è questa parte e l'ultima dello scrigno, la dedicheremo ovviamente ancora agli amanuensi, ma anche a una mostra che vede protagonista un certo Otto D'Angelo, che da sempre ha raccontato i Sways. Io sono particolarmente legato a quei mitici luoghi che si trovano in ogni paese, ma comunque Otto D'Angelo è stato testimone e ha raccontato la vera civiltà contadina. Ed eccoci con voi. Allora, diceva prima Roberto Giurano che questo è il cuore pulsante dello Scriptorium. Sì, qui siamo proprio nello Scriptorium, dove gli amanuensi realizzano e imparano il mestiere. Qui abbiamo un pezzo particolare che è stato comunque scritto, ma con delle strumentazioni moderne. Ci sono delle macchine, in Friuli ce n'è una sola, una delle poche in Italia, che scrivono, viene digitalizzato il testo, poi questa macchina riscrive, è un automa che riscrive i testi. E qui abbiamo un pezzo particolare che a breve, fra qualche settimana, partirà, ed è l'unica copia della Divina Commedia che onorerà il nome di Dante presso il Parlamento europeo, presso la Casa della Cultura del Parlamento europeo. Verrà consegnata, è la copia numero 8 di 10 ed è stata non stampata ma riscritta da questo automa, quindi c'è tecnologia e antichi mestieri. La carta è stata realizzata a mano, in cotone, questa è una copia anastatica. Per la particolarità e l'importanza di questo testo, anche il Ministro della Cultura ha voluto collaborare facendo la prefazione. La prima copia di questo volume è in giro per il mondo sull'Amerigo Vespucci ed è un arredo fra i più importanti della nave scuola. Tutte le altre sono state, oltre quelle donate istituzionalmente, sono vendute a un prezzo di copertina di 5.000 euro l'una e tutto il ricavato andrà in beneficenza. Ci sarà un comitato etico che deciderà, vaglierà alcuni progetti e deciderà come devolvere tutto il ricavato. Allora, Roberto, qui a questo tavolo cosa troviamo? Qui troviamo la realizzazione dell'inchiostro. Abbiamo trovato una ricetta del 1343 in Guarneriana, ancora tanto tempo fa, e abbiamo riproposto l'inchiostro ferro gallico. Perché si chiama ferro gallico? Perché al suo interno ha sia il solfato ferroso che la noce di galla. Adesso il nostro preparatore di inchiostro, il nostro alchimista, ci farà vedere uno per uno gli elementi che compongono questo inchiostro. Oltre l'acqua c'è il solfato ferroso, se lo avviciniamo, e quella polverina che dà la tinta, anche se è bianca. Quella polverina, quando va a contatto con l'aria e con l'acqua, si ossida, fa la ruggine, quindi quella dà la tinta. Non appena inizieremo a scrivere con questo inchiostro sarà quasi trasparente, poi prenderà colore dopo qualche secondo. Oltre al solfato ferroso abbiamo la noce di galla, l'escrescenza della quercia e il tumore della quercia. Un insetto si fa la sua casetta sull'albero, sulla quercia, sui rami, il ramo si secca perché la particolarità di della noce di galla è l'acido tannico, quindi il nostro inchiostro con l'acido corrode la carta, quindi scrive ma incide, è indelebile per sempre. Viene presa la noce di galla, viene messa nel mortaio e pestata, viene
frantumata, fatta in piccoli pezzi. Ecco, questo è proprio il lavoro che viene fatto. Dopodiché viene messa in acqua per 3 giorni, ogni giorno bisogna filtrarlo. Il terzo giorno viene aggiunto il solfato ferroso, ovviamente ci sono delle dosi prestabilite, rimane lì altro 3 giorni, ogni giorno bisogna misciarlo. Alla fine viene messa la gomma arabica, è la corteccia di un albero. Questa è la colla, è il collante che tiene insieme tutti gli elementi. Poi il nostro inchiostro è pronto, noi lo usiamo in queste ampolle e viene scritto, viene usato per riempire le carte che realizziamo. Adesso qui abbiamo i nostri amanuensi, sono allievi, abbiamo una particolarità. Abbiamo la penna d'oca, le nostre penne sono invecchiate dai 3 ai 5 anni, sono stagionate se no non scrivono, sono pochissime per ogni ala, 3-4 per ogni ala del volatile, bisogna raccoglierle quando l'animale muta, quindi devono cadere, non bisogna assolutamente tirarle, e dopodiché vanno conservate dai 3 ai 5 anni, poi vanno temperate con il temperatoio, con un coltello, e poi si scrive. Guardate la particolarità su questo foglietto. Lui, l'amanuense, scrive senza le righe, perché la posizione del tavolo inclinato fa in modo che l'asse ottico scende ortogonale al piano e non serve segnare. La particolarità del banco: ci sono 2 persone, l'amanuense e il copista. Questo è un banco da copista perché è leggio, con una differenza fondamentale: l'amanuense sapeva leggere, il copista non necessariamente doveva saper leggere, doveva solo copiare. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità e ripartiamo da quel lato. Ed eccoci con la sesta e ultima parte dello scrigno. Guardate che atmosfera romantica, quelle che piacciono al nostro Paolo Bassi, e chiaramente è andato a riprendere la fiamma che piano piano consuma la cera. Qui abbiamo cambiato... Sì. Allora, ogni tavolo ha un allievo, loro sono allievi. Lei si sta esercitando nel gotico. E c'è anche un motivo perché oggi abbiamo allievi, perché il Covid ci ha decimato e i maestri in 2 sono a casa, quindi se volete vi faccio io una dimostrazione di scrittura. Vediamo, sì. Allora, salutiamo. Grazie Nicole, vediamo che cosa ci dona il maestro Giurano. Allora. Ha un nome questa tecnica, Roberto? Sì, allora io adesso scriverò in una scrittura utilizzata in 2 stati stanti sul territorio italiano, che è la littera cancelleresca. È usata rispettivamente sia in Vaticano ancora oggi, che in uno Stato che è il più piccolo del mondo, che ha sede a Roma in via Condotti e si chiama lo Stato dell'Ordine di Malta. È una littera da cancelleria. L'uomo che ha fatto il suo primo manuale l'ha fatto nel 1522, quindi sono i 500 anni. Quindi quest'anno sono 500 e guardate cosa ci ha regalato, una scrittura intrecciata bellissima, ed è intrecciata per un motivo, perché fra le righe, fra gli spazi, nessuno poteva aggiungervi nulla, quindi è una lettera da notari. E abbiamo scritto ovviamente Telefriuli. Sì, Telefriuli, per voi e per ringraziarvi per quello che state facendo per noi.
Grazie a te Roberto. Noi adesso vogliamo mostrare ancora una magica stanza e poi saliremo da un'altra parte perché ci sono le opere di Otto D'Angelo. Eccoci qui, ancora uno spostamento e questo è quasi, c'è un'altra tecnica, Roberto. Vedo dell'oro. Sì, qui siamo alle fasi finali della realizzazione del libro. Abbiamo il miniaturista perché il minio, l'oro, lui adesso sta dorando una porzione di disegno. Quella è la miniatura. Tutto ciò che è rivestito in oro o argento, quella si chiama miniatura. Come si chiama questo signore? Emanuele, il maestro, è un maestro lui, Emanuele Sivilotti. Sivilotti, che è un cognome... Prettamente qui locale fra Ragogna e San Daniele. Se ci spostiamo invece all'altro banco, all'altro tavolo, abbiamo un lavoro che dà la fine a quello che facciamo, a tutti i sacrifici che si facevano in uno scriptorio. La rilegatura. Vedete, noi adesso usiamo quei cordoncini. Quei cordoncini una volta erano dei nervi, ecco, e lega dei fascicoli. I fascicoli erano fatti, composti da 4 fogli piegati a metà e si chiamavano quadernioni, quindi da lì deriva anche il termine quaderno. E poi abbiamo questa ragazza. Abbiamo Giulia, che è, a dire il vero, lei è più rilegatrice amanuense, adesso si sta prestando anche alla miniatura. È in abito medievale, quelli che noi usiamo per le rievocazioni, e qua troviamo alcuni dei lavori, troviamo un Vangelo in friulano, una terzina di una vecchia Divina Commedia, la preghiera del Cavaliere miniata e delle vere e proprie opere d'arte su miniatura, su pergamena. Ecco, quelli che vediamo qui sono su pergamena. E adesso dove andiamo? E andiamo nel nostro bookshop dove tutto quello che facciamo viene dato al pubblico. E prima di salire e mostrarvi la mostra di Otto D'Angelo, questa è la parte finale del piano terra, Roberto. Sì, finale molto importante, perché tutti gli sforzi dei ragazzi, dei tirocini con l'ospedale, con i ragazzi del Manzini, qui prendono forma e prendono valore, perché questo è il nostro bookshop, dove noi commercializziamo tutto quello che realizziamo. Partiamo dai nostri quaderni, tutti fatti a mano, con la carta fatta a mano, rilegati a mano, cioè noi produciamo qui dalla A alla Z di questi manufatti, e anche su richiesta, la nostra carta fatta a mano, e abbiamo anche un nostro, lo vedete sulle borse in tela, un nostro logo, che è proprio quello fatto a man. Lo vediamo sulla borsa, appunto, da un lato c'è il logo dello Scriptorium, dall'altro fatto a mano con la manina che tiene il foglio di carta. Quello ci contraddistingue in tutto il mondo, perché i nostri prodotti vengono portati nelle boutique della scrittura un po' dappertutto. Il posto più lontano? Beh, il Canada, siamo stati anche a Dubai, in Kazakistan, anche in Cina, sono venuti anche dei cinesi, quindi Australia, quindi in tutto il mondo, non saprei dire qual è il più lontano. E chi sono queste due donzelle? Loro sono il cuore, anche loro, dello Scriptorium, perché lo Scriptorium è diventata piano piano associazione azienda, sono dipendenti, lo Scriptorium conta 3 dipendenti a tempo indeterminato, più altri 5 con contratti di lavoro, di formazione. Quindi il cuore dello Scriptorium sono queste 7 persone fisse che lavorano qui, e loro 2 sono le persone che si occupano delle segreterie, del negozio e di far andare bene tutte le cose. Saliamo di un piano? Saliamo di 2 piani, perché la scuola l'abbiamo già vista, all'ultimo piano abbiamo allestito la mostra di Otto D'Angelo e andiamo a vederla perché ne vale la pena. Ed eccoci qui, sono con Adriano Truss, assessore alla cultura per il comune di San Daniele. Qui c'è tanto Friuli attorno a noi. Sì, questa è una nuova sezione che stiamo allestendo. Abbiamo intenzione di acquisire tutte queste opere del pittore Otto D'Angelo, che rappresenta, secondo me, proprio l'anima del Friuli vero, quello profondo, come pittore. Ha dato
così la possibilità di vedere in questi quadri la memoria di tutto quello che le donne hanno lavorato e dei lavori che facevano, diciamo così, nel tempo passato. Quindi il fatto di dedicare una sezione a Otto D'Angelo è secondo me stata una cosa molto importante per il Friuli e per il Museo di San Daniele. Poi ci sono anche i costumi, no? Storici. Sì, i costumi storici sono stati, diciamo così, adesso appena acquisiti e l'intenzione è quella di fare una cosa fatta molto bene e di poter acquisire ancora molto materiale per poter fare questa sezione etnografica che mancava e che a noi sta molto a cuore. Assessore, concludendo, dobbiamo parlare di questo quadro, che era un affresco, sì. Questo mi stava a cuore, perché questo qui rappresenta un po' lo spirito con cui è nato questo museo. Questo è quello che stiamo facendo adesso, quello che stiamo sviluppando, anche perché questo museo era un po', diciamo così, fermo da tempo e noi abbiamo acquistato, sviluppato. Ma questo è lo spirito di questo museo. Questo cavallino qua era su un palazzo di via Garibaldi. Dopo il terremoto, con la demolizione, è venuto alla luce. Il professor Maier, che stava restaurando gli affreschi della chiesa di Sant'Antonio, si è subito adoperato per recuperarlo e questo è stato proprio il via, uno dei via che ha dato la possibilità di creare questo museo per salvare, per recuperare, per dare ai posteri, diciamo, quelle che erano le opere d'arte che in quel periodo altrimenti sarebbero state perse. E allora, con questa immagine del nostro Paolo Bassi, salutiamo l'assessore alla cultura per il comune di San Daniele. E allora andiamo a concludere questa puntata dello Scrigno con Carla Cozzi, che è la dirigente dell'Isis Manzini di San Daniele. Dirigente, c'è una bandiera inglese, perché? C'è una bandiera inglese perché, visto che dopo 2 anni di pandemia i nostri ragazzi non hanno potuto andare in Inghilterra per gli stage linguistici e le esperienze lavorative, abbiamo deciso di far venire l'Inghilterra a San Daniele. Quindi i ragazzi hanno avuto la possibilità di trascorrere una settimana con insegnanti madrelingua che li hanno aiutati sia diciamo così, nell'utilizzo della lingua inglese, ma collegandoli con il mondo e facendo capire loro quali possono essere gli sbocchi lavorativi e come il mondo dell'economia e della finanza si sta evolvendo. Quindi loro hanno trascorso una settimana come fossero in Inghilterra, dalle 9 alle 16, e con la differenza ovviamente che poi andavano a dormire a casa, ma abbiamo avuto un grandissimo supporto da parte dello Scriptorium, perché in momento di pandemia avere 80 ragazzi che lavorano nella stessa sala collegandosi con Dubai, con Cambridge, con Londra non sarebbe stato possibile al Manzini, ma con il supporto costante e continuo dello Scriptorium abbiamo potuto rendere possibile questa iniziativa, che è unica perché solitamente le scuole fanno o stage linguistici o work experience. In questo caso invece abbiamo fatto una specie di ibrido, sia l'utilizzo della lingua ma anche l'esperienza lavorativa virtuale, e quindi è stata veramente una grande esperienza. Dirigente, grazie e alla prossima. Grazie mille a voi e grazie ancora allo Scriptorium e all'amministrazione comunale, che ci sono sempre molto vicini in questi momenti. Lei mi ha anticipato che devo congedarmi con Roberto Giurano e noi ci vediamo presto, Roberto. Noi ci vediamo presto per nuove avventure, perché abbiamo tante cose in cantiere, quindi ci vedremo molto presto per nuove cose. Arrivederci a tutti. Grazie a Roberto Giurano dello Scriptorium di San Daniele, quindi venite, avete visto che c'è un negozio, ma c'è anche la possibilità di vedere di che cosa sono capaci queste persone. Grazie al supporto tecnico di Paolo Bassi, noi ci vediamo martedì prossimo, stessa ora, stesso canale 11 di Telefriuli. Prossima settimana parleremo della tradizione dei calendari. Arrivederci.